Quest'anno, grazie alla campagna vaccinale, abbiamo avuto un impatto piuttosto modesto sugli accessi. Complessivamente lo 0,3% di tutti gli accessi da novembre fino a ieri. Parliamo di 50 casi di influenza diagnosticata clinicamente su più di 16.000 accessi. Rispetto allo scorso anno le manifestazioni cliniche dell'influenza sono più blande, l'impegno respiratorio è minore e ci sono più manifestazioni gastroenteriche, dal vomito alla diarrea. Però gli accessi che abbiamo visto sono stati tutti casi con presentazioni minori, non impegnative, differentemente dallo scorso anno. Quasi tutti giovani adulti e una quota rilevante di pediatrici. Di anziani per il momento non abbiamo avuto casistica di rilievo, insomma qualche caso ma veramente sporadici. Vi attendete il grosso picco influenzale quando? A breve, dalla fine di questo mese a cavallo con il prossimo, quindi già dalle prossime settimane ci aspettiamo un'escalation degli accessi anche per questo motivo. Nella maggior parte dei casi, se sono queste le presentazioni, richiedono una gestione solo sintomatica che possono fare le medicine del territorio. All'interno dell'ULS 4 quante sono le vaccinazioni già effettuate, dottore? Sì, all'interno della nostra azienda fino all'inizio di gennaio il numero di vaccinazioni eseguite ad oggi si aggira intorno ai 42.000 vaccini somministrati. Per avere un'adeguata immunizzazione della popolazione, quale dovrebbe essere il numero di vaccini somministrati? C'è la richiesta di vaccinare il 75% degli ultra 65 anni. Bisogna dire che in nessuna azienda si riesce a raggiungere questo dato, ma nella nostra azienda il tasso di copertura si avvicina al 70%. Rispondiamo anche alle persone che dicono io mi sono vaccinato, ho preso lo stesso l'influenza. Cosa succede? Allora, non è vero che ha preso lo stesso l'influenza. Allora, chiaramente la vaccinazione ha uno scopo, cioè quello di sensibilizzare il proprio sistema immunitario, cioè i propri anticorpi praticamente a frenare, ma in realtà praticamente è in tutto e per tutto una piccola influenza, diciamo così, avirulenta, quindi che stimola solamente il proprio sistema immunitario. Quindi non è possibile che effettivamente uno che è vaccinato possa in qualche modo prendere una malattia verso la quale è vaccinato, anche se effettivamente c'è una variabilità praticamente dei ceppi, per cui la nostra azienda in particolare praticamente copre quasi tutti i ceppi sia del virus A, del virus B e anche dell'H1N1 e dell'H3N2, per cui effettivamente c'è una copertura completa. Però ci sono delle variabilità antigeniche, quindi come tali in qualche modo praticamente si possono essere scoperti se si viene a contatto con quel virus che particolarmente è mutato.